ULSS, pediatri e scuole al lavoro per un nuovo protocollo per la gestione dei casi sospetti di Covid in classe che consenta procedure più veloci ed eviti la congestione delle sedi per l'esecuzione dei tamponi drive-in. Mi sono sentito col segretario anche oggi, dottor Battaglini, che abbiamo concordato insieme un protocollo che abbiamo già dato alla dottoressa, alla provveditore, alla dottoressa Sardella, alla professoressa Sardella, che per metterci d'accordo di collaborare insieme e fare in modo che ci sia una sinergia noi, scuola e pediatri, in modo tale da evitare che ci siano tamponi frequenti quando effettivamente non servono. Ecco. Punto chiave del protocollo, in queste ore al vaglio della Regione, il tampone veloce, così come sperimentato dal laboratorio di microbiologia del Cafoncello, ed una modifica dell'articolo 58 del DPCM, anche su questo la Regione sta lavorando, per rendere meno rigido il vincolo per i pediatri di prescrivere il tampone ai bimbi con sintomi anche lievi. Di fronte ad un caso sospetto segnalato dalla scuola al Dipartimento Prevenzione, il personale sanitario andrà nell'istituto testando il bambino, ma anche direttamente i compagni, verificando in pochi minuti se sia necessaria o meno la quarantena. Insomma, un modello Treviso che non appena arriverà al via libera regionale, e la strada sembra ormai in discesa, potrebbe essere esteso anche al resto del Veneto. So che la Regione, la dottoressa Russo col CTS e col Comitato Tecnico Scientifico sta lavorando in tal senso. Io spero che in tempi brevissimi, nell'arco di una settimana, ci possa arrivare questo protocollo e dopo andremo subito a implementarlo. La professoressa Sardella so che si sta muovendo con i genitori per avere anche le autorizzazioni, perché essendo minori, per cui noi possiamo entrare in classe nella scuola e fare questo. Io spero che nell'arco di 15 giorni queste cose vengano, come dire, messe a regime.